Altre robe che come che abbiamo fatto di giù e di asilo, mi sento di, appunto, prima di tutto di riguardare Ginute, che ha fatto teatro, è stata per un paese un esempio, e non si faceva due premi Chardin. Allora, d'un viar, non si faceva il croccante. Ed estate, non si faceva la limonade. Quando avevamo di fare la limonade d'estate, era una festa, allora tutti avevano con... Allora, che i pusciori dal paese avevano di portare un limone, che i puars, che avevano manco il bes, avevano di portare un po' di zucchero. Allora, dalla chiarte di giornale, che come con la KCCP e tutte le regole, non si può dare fare nessuno di che robe lì, no? Si lava con questo po' di zucchero e faceva correre tante laghe, in un ciadino grande così di lamiere, faceva molare laghe, finché veniva abbastanza fresca e dopo un mezzino si faceva la limonade. Questa è la limonade che se la ricorda in tutti d'estate, che è una roba, c'è le Coca-Cola, le aranciate, che limonade lì, se la assumino. Ed un viare invece, una volta, faceva partire i mandorli e il zucchero e non si faceva il mandolato all'asilo, che lì era... Qualche volta veniva chiatando il prete, perché l'asilo era parrocchiale, e il prete veniva con un vaso di caramelle rotonde, così, dure, che non si disfavano in bocca, che io non sai c'è molto che nessuno a se schiaffuato con che caramelle, che a pensare voi veramente erano pericolosissime. Però il prete veniva e non dava queste caramelle durissime. Un'altra roba che non si faceva quando non poteva tenere spui, non spaventava e non si diceva così. Se stringi voi, venite qua, si fa svio del diavolo, come si fa svio del diavolo? Allora io che avevo i voi grigi così, io sgranavo così e facevo così. E no, duci in fila, aiuti, i voi dal diavolo. Ecco, per Dio, c'è mucare una volta, no? E non tan lontano, a Fevelin di 60 anni fa, 50 volte 60 anni fa, ecco.